Buongiorno, ben trovati da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Si respira aria di crisi nell'Etna Valle, il fatturato della ST Microelectronics in calo e ombre sulla gestione hanno portato all'annuncio di una riduzione del personale, sindacati in stato di agitazione. Nuova tragedia del mare, avvistati da turisti 3 cadaveri in mare nell'Agrigentino. Ieri un barcone è stato trovato vicino al porticciolo turistico di Marina di Palma. Nasce il primo coordinamento nazionale delle famiglie dei sopravvissuti. Il progetto riunisce genitori di bambini e ragazzi abusati tra le mura di parrocchie, seminari e oratori, numeri inquietanti in Sicilia. L'Etna tra neve e lava, ma con un occhio alla sicurezza dopo un fine settimana segnato da nuovi incidenti. Il presidente di Funivia dell'Etna chiede un presidio permanente di soccorso ai crateri silvestri. Catania con il Castello Ursino chiuso per lavori, i commercianti della zona mostrano preoccupazione per il diminuire delle presenze. In compenso sarà allestita una pista di pattinaggio su ghiaccio. Si arricchiscono le presenze siciliane al Festival di Sanremo, i giovanissimi Twin Violins, talenti agrigentini, duetteranno con Marcella Bella nell'attesissima serata cover. Calcio in Serie C, il Catania ritrova la vittoria in trasferta, il successo per 2-1 contro la capolista Monopoli infonde fiducia, Toscano dice squadra con grande cuore. In B Palermo beffato in pieno recupero dallo Spezia, alla squadra di Dionisi non basta il doppio vantaggio, al picco finisce 2-2 subendo un gol al 95esimo. Ben trovati, c'è aria di crisi all'Etna Valley, siamo a Catania, il fatturato della ST Microelectronics risulta in calo, ci sono degli errori o delle ombre sull'operato dei manager che hanno portato all'annuncio di una riduzione del personale, una cosa che sicuramente mette grande insicurezza e la cosa riguarderebbe 2-3 mila persone negli stabilimenti di tutta Europa. I sindacati sono in stato di agitazione. Sentiamo Lorena Dolci. L'hanno chiamata Etna Valley come la Silicon Valley della California, culla dell'high tech. Lì i software, qui i microchip. Orgoglio siciliano e posti di lavoro, 5.300 i dipendenti dello stabilimento di Catania che adesso vivono momenti di preoccupazione. Il settore dei microprocessori va male, trascinato a fondo dalla crisi dell'auto, ma la ST va peggio, un calo importante del fatturato che sarebbe stato mascherato dai vertici. E questo ci preoccupa perché per l'azienda stessa ST perde credibilità nei confronti degli azionisti e di tutto quelli che ruotano attorno. Risultato l'annuncio di una riduzione del 6% dell'organico, prepensionamenti per 2-3 mila persone tra gli stabilimenti europei, ma nessun dettaglio è stato ancora comunicato. Per questo i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione e domani sono convocati in audizione in commissione attività produttive. La preoccupazione riguarda anche il modulo in costruzione legato all'auto elettrica. Ma l'auto elettrica, come ben sapete, ad oggi ancora non è esplosa, quindi questo ci fa pensare, ci fa preoccupare e vorremmo anche capire rispetto a quello che sono i 200 mm, cioè il modulo 5 di Catania che fa fette di 200 mm, i cosiddetti 8 pollici, dove Scieri stesso aveva detto che non era più conveniente investire, ma è più conveniente investire in 12 pollici. Qual è l'idea dell'azienda, se c'è la possibilità di una riconversione dello stabilimento? I sindacati hanno già inviato una richiesta ufficiale di incontro al Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, in queste ore a Parigi, dove discuterà con i suoi omologhi francesi la gestione dell'azienda. E veniamo alla tragedia in mare a Palma di Montechiaro. Siamo nell'Agrigentino, sono in corso ricerche per 3 corpi che sono stati avvistati dai turisti. Davide Sardo. Uomini di carnagione scura. Sono gli unici dettagli che emergono dalle testimonianze dei turisti che hanno allertato le forze dell'ordine dopo la visione dei 3 corpi senza vita galleggianti a Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento. Sul posto sono intervenuti immediatamente la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco, ma nonostante gli sforzi per recuperare i corpi, le ricerche non hanno ancora dato esito positivo. L'ipotesi prevalente è che le vittime possano essere migranti. A supporto di questa teoria, nella stessa giornata un barcone alla deriva è stato spinto
dalla corrente fino al porticciolo di Marina di Palma, trovato in condizioni precarie e senza tracce di persone a bordo. Ciò ha alimentato il timore che altre vittime possano essere disperse in mare. Le ricerche sono proseguite fino a tarda notte e sono riprese questa mattina, ma al momento non ci sono stati ritrovamenti né di superstiti né dei corpi segnalati. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto, verificando se il relitto rinvenuto sia collegato ai corpi avvistati in mare. Hanno perso l'innocenza dei loro figli, traditi da chi avrebbe dovuto proteggerli, hanno dovuto combattere contro il silenzio, l'indifferenza, a volte il sospetto. Adesso non vogliono più stare in disparte, sono le famiglie delle vittime di abusi sessuali nelle chiese che si uniscono per non essere più soli. Gerry Italia. Hanno sentito sulla pelle il peso della vergogna, ma non la loro. Per anni si sono trovati soli con il dolore di figli spezzati e il silenzio assordante di un mondo che preferiva voltarsi dall'altra parte. Oggi però quei genitori hanno trovato la forza di unirsi, di farsi rete, di dare voce a chi per troppo tempo ha taciuto. Nasce così il primo coordinamento nazionale delle famiglie dei sopravvissuti, un progetto che riunisce madri e padri di bambini e ragazzi abusati tra le mura di parrocchie, seminari e oratori. Un'iniziativa che è già una speranza a una trentina di genitori in tutta Italia, ben 10 dalla Sicilia, dove le cifre fanno rabbrividire. Negli ultimi 15 anni almeno 90 giovani vittime, di cui 27 abusate da sacerdoti e 6 da laici vicini agli ambienti ecclesiastici. Un coordinamento che nasce per dare voce a chi in questi anni non ha avuto voce, come spiega Francesco Zanardi, coordinatore della rete L'Abuso. Questo è proprio un po' lo scopo principale del coordinamento, che è fatto appunto di persone che hanno avuto la stessa esperienza traumatica e che non solo hanno uno spazio in cui poter condividere, ma hanno anche persone, diciamo, vicino a loro, che hanno subito la stessa circostanza. Tra i componenti anche Michele Messina, che conosce bene questo dolore. Suo figlio Antonio, quando era solo un ragazzino, subì abusi da Don Giuseppe Rugolo, oggi condannato a 4 anni per violenza sessuale aggravata. E mentre la giustizia fa il suo corso, con il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, che dovrà rispondere in tribunale dell'accusa di falsa testimonianza, le famiglie iniziano a fare quadrato. Quello che oggi fanno le famiglie dei sopravvissuti, e fanno benissimo a farlo, però come comunità, come Stato, come Vaticano, possibile che nessuno abbia neppure un vago senso di vergogna di quello che sta accadendo? E il coordinamento della rete L'Abuso nasce per questo, per abbattere il muro dell'isolamento, per sostenersi a vicenda e impedire che altre famiglie vivano lo stesso incubo. Dovrà subire un delicato intervento chirurgico l'operaio vittima di un incidente sul lavoro al polo petrolchimico di Priolo. Intanto dai sindacati arriva un forte monito, una denuncia. Spesso si dice le aziende risparmiano sulla sicurezza e sui controlli che sono quasi inesistenti. Francesco Aloi. I medici del Cannizzaro di Catania stanno facendo di tutto, ma le condizioni dell'operaio rimangono gravi. Venerdì scorso l'incidente sul lavoro al polo petrolchimico di Priolo. Da quel pomeriggio il 53enne si trova in rianimazione ed oggi è il giorno di un importante intervento chirurgico alla ferita tra torace e addome, perché è qui che una scheggia metallica lo ha colpito come un proiettile. Una scheggia partita dalla spacca dado, l'attrezzo con cui stava lavorando, che addirittura pare fosse nuovo di fabbrica. Da quello che noi sappiamo, ma tutto è al vaglio della magistratura, comunque per quello che ci è dovuto sapere è soltanto che il lavoratore si stava accingendo a spaccare dei dati. La sicurezza sul lavoro spesso resta solo teoria e a denunciarlo sono i sindacati. Da diversi anni nel polo siracusano si aggiudicherebbero gli appalti con gare a ribasso. Da qualche parte debbono essere scaricate, si scarica sulla logistica, si scarica sulla sicurezza, si scarica sulla formazione. Questa è una cosa che è risaputa. Le ore di lavoro, che di norma dovrebbero essere non più di 8 al giorno, spesso sarebbero anche molte di più. E qui emerge un'altra criticità, l'assenza dei controlli. Diverse segnalazioni, non riceviamo riscontri a quelle che sono le situazioni di controllo, perché se ci fossero dei controlli io credo che un po' una ridimensionata ce la saremmo un po' dati tutti.
L'Etna dà nuovamente spettacolo tra neve e fuoco, però oltre al bello, oltre alle immagini spettacolari, bisogna fare molta attenzione alla sicurezza. La considerazione arriva all'indomani di un ennesimo incidente grave, infatti un turista maltese. Il presidente di Funivia dell'Etna dice serve un presidio permanente di soccorso. Sentiamo Eva Spampinato. Neanche l'allerta arancione e le previsioni meteo avverse ampiamente annunciate hanno tenuto lontani i turisti dall'Etna. Domenica scorsa escursionisti, turisti e appassionati di sci hanno preso d'assalto il versante sud e i crateri silvestri. C'erano parecchi turisti che magari non hanno considerato le condizioni meteo preannunciate prima. Proprio qui 3 brutti incidenti hanno dato filo da torcere ai volontari del soccorso alpino e speleologico. Con le condizioni meteo avverse preannunciate, ripeto prima, anche gli organizzatori, i pullman, devono controllare, avvertire e eventualmente spostare o saltare la gita. La situazione è più grave per una turista 47enne di Malta che con lo slittino è scivolata all'interno dei crateri silvestri, riportando un importante trauma cranico e un trauma alla colonna vertebrale. L'elisoccorso non è potuto intervenire. Nebbia, neve, cominciava a nevicare, vento, insomma l'elicottero in queste condizioni non atterra. Nello spazio dei crateri silvestri è necessaria l'installazione di un presidio permanente, ha sottolineato il patron di Funivia dell'Etna, Francesco Russo Morosoli, per garantire la sicurezza dei tanti visitatori. Spesso, ignari delle insidie del terreno impervio, utilizzano slittini e padelle senza la giusta consapevolezza. La presenza di un centro di controllo può garantire anche la lotta alla formazione di discariche di rifiuti. Il fascino dell'Etna è sempre irresistibile, soprattutto quando il bianco della neve viene tinto di rosso dalle colate. L'ultima ha fatto capolino sabato a 3.000 metri dalla frattura alla base del cratere Boccanuova. Prima di continuare andiamo alle agenzie. Tecnici di Catania Rete Gas oggi alle 15:30 accenderanno la fiamma in via Sebastiano Catania all'altezza del numero civico 313. Lo rende noto il presidente dell'azienda Todaro, sottolineando che si tratta di una prova importante perché serve a verificare la corretta presenza del gas nelle condotte dei quartieri di Trappeto Sud e San Nullo, interessati dall'esplosione del 21 gennaio scorso. Sempre a Catania, via Etnea riaperta totalmente al traffico ma con limite di 20 km orari e divieto per i mezzi a 2 ruote. Adesso si lavora per la rimozione della cera in via Caronda, dove resta chiuso al traffico solo un piccolo tratto tra le vie Monserrato e viale 20 settembre. La pioggia di ieri, fa sapere Gema, ha rallentato le operazioni di rimozione di cera e segature nelle strade percorse dal Fercolo di Sant'Agata. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore o al massimo domani mattina. Il Castello Orsino a Catania chiuso per lavori, è un po' un altro problema per le attività che si affacciano su piazza Federico II di Svevia. In compenso verrà allestita una pista di ghiaccio, ma i commercianti non sembrano consolarsi più di tanto. Tonino De Mana. Il Castello Orsino chiuso per lavori di ristrutturazione dureranno 2 anni e la mancanza del quorum per effettuare il referendum per l'abolizione della ZTL. Per commercianti e ristoratori che si affacciano su piazza Federico II di Svevia arriva un'altra mazzata, per alcuni definitiva. Saracinesche che si abbassano, cedesi attività che iniziano ad essere un po' troppe. Da queste parti l'umore nero come il cielo che sovrasta il maestoso maniero. Mentre opere, attrezzature e materiale vario viene trasferito, è in fase di montaggio la pista di ghiaccio, un modo per cercare di rianimare l'area del Castello Orsino. La pista di ghiaccio momentaneamente potrebbe andare bene perché porta persone comunque a scendere al castello, quindi già un movimento in più, però non sarebbe male se si farebbe dei mercatini, delle cose dove le famiglie e le persone sono invogliate a scendere, nel frattempo riescono ad entrare nel contesto di tutte le ristorazioni che ci sono. Ora già ne è in sofferenza ora con la ZTL, con la chiusura dei 2 anni sarà ancora più sofferente la zona, perché giustamente tu non stai limitando più il traffico, lo stai chiudendo definitivamente. Numeri da profondo rosso per alcuni commercianti, mentre residenti e passanti approvano con riserva. Non possiamo venire nei locali, è un disagio, soprattutto se ci sono persone invalide. Ultimamente abbiamo avuto un problema di questo. Ma dico, per i turisti è una cosa conveniente. Quindi anche per le attività in zona la situazione si adatterà ovviamente alle esigenze che si sono stabilite e comunque io vedo tutto positivo.
La realizzazione della pista di ghiaccio potrebbe essere la prima di una serie di eventi che dovranno compensare e soprattutto sopperire alla chiusura del Castello Ursino. Padre e figlio, rispettivamente di 54 e 29 anni, sono stati arrestati a Bronte, nel catanese, da militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania perché trovati in possesso di 2,5 kg di marijuana e 300 kg di fuochi di artificio, 16 ordigni esplosivi rudimentali. Sono accusati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope e detenzione illegale di esplosivi. Il GIP ha convalidato gli arresti e ha applicato la misura cautelare personale dell'obbligo di firma per entrambi gli indagati. Sempre a Catania, arrestato un uomo per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della compagna. La vittima avrebbe subito umiliazioni e sofferenze fisiche e morali. In un'occasione l'uomo ubriaco si sarebbe intrufolato in casa della donna dal balcone, l'avrebbe trascinata in strada e poi l'avrebbe schiaffeggiata. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco con il ricordo delle foibe. Siamo tornati in studio. Oggi si celebra il giorno del ricordo per commemorare le vittime delle foibe, dove sono stati gettati e uccisi più di 100.000 italiani dai partigiani jugoslavi in Venezia Giulia e Dalmazia durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tra le molte iniziative in Sicilia, al Teatro Don Bosco di Pedara, la cerimonia promossa dal prefetto di Catania Librizzi e dal sindaco del comune etneo, preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro. Per l'occasione gli studenti hanno presentato rievocazioni e riflessioni storiche sul contesto in cui sono avvenuti gli orrori delle foibe. La Sicilia è a rischio desertificazione, piove poco, gli invasi si riempiono, ma l'acqua spesso si disperde. Sa di beffa l'acqua della diga Trinità nel Trapanese, gestita dalla Protezione Civile, che si sversa in mare. Adelaide Barbagallo. Da Trapani a Ragusa, Siracusa, passando per Agrigento, la Sicilia è a rischio desertificazione. Non occorrono grandi parole, bastano i dati dell'ISPRA aggiornati a febbraio. Questa è la cartina pubblicata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La Sicilia è colorata di rosso, lo scenario è di severità idrica alta. Le risorse non risultano sufficienti a evitare danni al sistema, anche irreversibili. E sa di beffa l'acqua, tantissima acqua, preziosissima per le colture, che continua a finire in mare. 100.000 metri cubi al giorno devono essere gettate perché l'antica diga Trinità non può superare i limiti di riempimento, fissati a 54 metri sul livello del mare. La diga è un grande malato per cui si studiano cure prima di decidere per la sua completa dismissione. Una situazione che getta nello sconforto gli agricoltori della Valle del Belice, Castelvetrano, Mazzara, un territorio vastissimo. Un'acqua per noi fondamentale per il periodo estivo finisce inesorabilmente a mare. I politici rimpallano responsabilità, si parla di un commissariamento, ma ad oggi la situazione è ancora questa, cioè noi continuiamo a perdere questa preziosissima acqua. Reti idriche colabrodo, dighe con scarsa o nulla manutenzione. Le piogge degli ultimi giorni sono servite a poco. Gli imprenditori agricoli pensano alla primavera alle porte e all'estate, alla grande sete che patiranno i campi. E adesso cambiamo decisamente argomento. Al Festival di Sanremo si arricchisce la presenza di artisti siciliani perché insieme a Marcella Bella sul palcoscenico dell'Ariston, proprio nell'attesa serata delle cover, saliranno insieme a Marcella due giovanissimi talenti del violino della provincia di Agrigento. Ci dice tutto Desiree Ferlito. E poi Marcella con i due ragazzini fantastici, Twin Violins, l'emozione non ha voce, Adriano Celentano. Il Festival di Sanremo è alle porte e anche la presenza della Sicilia sul palco si arricchisce. I Twin Violins, i giovanissimi gemelli di Agrigento, famosi per la loro travolgente grinta, saliranno sul palco dell'Ariston insieme a un'altra siciliana, Marcella Bella, tra i big in gara con Pelle Diamante, che li ha voluti fortemente per accompagnarla nella serata cover, dove presenteranno una versione inedita di L'emozione non ha voce, portata al successo da Adriano Celentano. Ringraziamo Marcella Bella
Marcella, per noi è un grandissimo onore poter suonare con lei e vi promettiamo che porteremo sul palco dell'Ariston tutta la nostra energia. Mirko e Valerio, la complicità di chi è insieme da sempre. Nei loro occhi l'entusiasmo di chi ha davanti a sé una parabola ascendente e vive quel grande parco come un'occasione unica per chi ha soli 17 anni. La loro passione nasce da un violino appeso al muro per caso dal papà. Diventano virali durante la pandemia per alcuni video pubblicati sui social, dove a suon di archetto interpretano i più grandi successi della musica pop con energia e ritmo travolgente. E il 14 febbraio sono pronti per scatenare l'entusiasmo di tutti i fan. E adesso ci fermiamo ancora, subito dopo il calcio. Siamo tornati in studio, siamo al calcio. La vittoria del Catania Monopoli ha portato una ventata di fiducia intorno ai rossazzurri. L'analisi del dopogara dell'allenatore Mimmo Toscano fa comprendere come adesso è il momento di non mollare. Francesco Triolo. La partita della consapevolezza, ecco la parola chiave che lo stesso Mimmo Toscano tira fuori dal cilindro dopo la vittoria del suo Catania in casa della capolista Monopoli. Una partita preparata con determinazione ed umiltà, conoscendo le proprie difficoltà, emergenze indisponibili, innanzitutto, per tirare fuori una prestazione che ha testimoniato come il Catania può giocarsela con tutti. Questa è una partita che ti deve dare il senso del lavoro, il senso dell'essere uniti, il senso di appartenenza. Non deve essere questa vittoria che deve farci cambiare, anzi bisogna insistere su come abbiamo preparato la partita questa settimana, su come abbiamo lavorato e da qui in avanti crescere sempre, perché oggi è la dimostrazione che se lavori di squadra, se sei tenace, se vuoi veramente un risultato lo ottieni. Il 2-1 del Veneziani nasce dalla rete di De Paoli, l'ultimo arrivato nello spogliatoio ma già calatosi nella mentalità, dal gol di Gherardi, un giocatore ricostruito, importante per il Catania, come ha voluto sottolineare il dopogara lo stesso Toscano. Adesso l'obiettivo è dare continuità, mandando in archivio un periodo non facile per i rossazzurri. Certe partite, certi errori passano, certi momenti ci devi passare, fanno parte del tuo percorso, della tua crescita. Ci siamo passati, abbiamo fatto i nostri gli errori, le cose che possiamo fare meglio. Adesso bisogna continuare. Io ho detto ai ragazzi, godetevi questa vittoria, ma da martedì vi voglio ancora avvelenati. Da domani quindi Toscano è pronta a rilanciare. Domenica al Massimino c'è la Casertana. L'obiettivo è non mollare. Un pareggio che ha il sapore della sconfitta per il Palermo. Al picco rosanero avanti 2-0 fino al 92esimo, poi la clamorosa rimonta della formazione ligura. Dionisi dice c'è grande delusione. Marco Gullà. Dalla vittoria della svolta al pareggio beffa, tutto nel giro di 3 minuti. Arachiri Palermo al picco contro lo Spezia, i rosanero avevano la vittoria in pugno grazie a questo gol iniziale di Ranocchia e poi alla rete di Brunori. Nonostante lo Spezia attaccasse, i 3 punti sembravano ormai in viaggio verso Palermo, ma non è stato così. Al 92esimo il gol di Esposito, poi allo scadere del recupero la rete di Aurelio, 2-2 e pareggio dal sapore di sconfitta per la banda di Dionisi. Delusione perché la partita è cambiata subito all'inizio con il gol di Pippo, che ci ha messo nelle migliori condizioni. Al tempo stesso ovviamente ci siamo abbassati subito facendo una partita più difensiva, l'abbiamo fatta bene, interpretata bene e grazie anche a questo abbiamo fatto il secondo gol, perché i ragazzi sono stati bravi in una riconquista alta e poi purtroppo l'episodio del 2-1 è stato quello che ha cambiato la partita e ha determinato il risultato finale. Nicolao, entrato all'82esimo, ha sbagliato in occasione del pari spezzino che in questo momento esclude il Palermo dalla zona playoff. Se avessimo pensato magari di pareggiare a Spezia prima della partita poteva essere anche un buon risultato, ma chiaramente non siamo soddisfatti e vogliamo ancora di più di quello che
siamo riusciti a fare oggi. Tanta attesa per Poyampalo che però non ha brillato. Avrà tempo per rifarsi a partire dalla gara di domenica al Barbera contro il Mantova. E io vi lascio fra poco, visto che il telegiornale è finito con questo servizio, vi lascio tra poco all'approfondimento sui temi calcistici del fine settimana con anteprima corner e naturalmente obiettivo su tutte le squadre impegnate rispettivamente nei campionati di Serie B e Serie C e poi questa sera invece occhio soltanto sul Catania con corner a partire dalle 20:45 alla conduzione di questi due appuntamenti. C'è Angelo Gagliano, proprio a lui do la linea, vi ricordo che Sicilia 24 tornerà alle 19. A tutti un buon pomeriggio.